Ale Bertolucci serviva a portarla a casa, bottino acquisito, missione compiuta, ma che sofferenza, anche se uno poi va a vedere le statistiche della gara, indicativamente 4 palle gol su 15 realizzate per Bassano, invece 50% per Sarzana che ha fatto 3 su 6 e un po' la differenza è stata lì. Sì, intanto ci tengo a fare complimenti al Sarzana perché ha fatto una grande partita e credo che la classifica che hanno non rispecchia la qualità della squadra che è, perché ha ottimi giocatori, insomma, sanno giocare a hockey, ci sono delle stagioni a volte che si mettono un po' di traverso, no? E quindi grande merito è stato del Sarzana che ci ha ingorgato un pochino lì. Noi abbiamo fatto una buona gara, ci è mancata un pochino di efficacia davanti alla porta, però sono contento perché in altri momenti questo tipo di partite qui avremmo perso punti o addirittura avremmo persa, come è successo in casa col Viareggio, quindi è già un passo avanti rispetto a quel periodo là. Manca 3 partite, sempre meno, quindi niente, testa giovedì che abbiamo lo Sporting e poi cerchiamo di preparare la partita di Trissino. Ecco, Bassano è stato bravo però a ribaltarla anche di carattere, perché sotto 2-3 in quel momento della partita era facile anche perdere un po' la Trebisonda, invece Bassano è stato bravo a stare sul pezzo e poi a rovesciarla, che non era affatto scontato. No, siamo stati concentrati, anche quando siamo andati sotto non abbiamo perso la testa, siamo rimasti all'interno della partita, abbiamo avuto pazienza, abbiamo poi fatto 2 o 3 giocate con un pochino più di tranquillità, ci sono venuti fuori i rigori quindi niente, dai, sono contento, partitaccia di quelle rognose, 3 punti e andiamo avanti, ora andiamo a Trissino con un punto di vantaggio e vediamo quel che viene fuori. Senti, adesso incuriosisce la gestione della settimana, perché tu hai detto Trissino, ma prima c'è lo Sporting Lisbona che non è esattamente Rocca Cannuzza, è una squadra formidabile, si gioca in casa, d'accordo, la Champions è sfumata, non era un obiettivo di partenza, però non si possono neanche fare figurette in casa, so, se ti conosco un minimo tu ci tieni da matti a fare una prestazione robusta, poi ok vinceranno loro, ma tu non vuoi mollare il centesimo, quindi dovrai gestire forze, momenti e situazioni. Ma intanto noi faremo di tutto per vincere la partita. È una partita di cartello, una partita importante per tutti noi, per la città. Non è importante per la classifica, nel senso che non ci cambierà niente, però noi vogliamo fare una partita dignitosa come abbiamo fatto tutta la Champions. Troveremo una compagine imbottita di grandi campioni, ma vogliamo fare una partita seria e rispettare la Champions fino all'ultima gara, che poi sono le partite che ti danno anche un pochino di fiducia, no? Se vengono via bene, anche se una sconfitta come a Oliveira da Zameis, però siamo venuti via con qualcosa di positivo. Al volissimo, è davvero l'ultima roba, ok, Trissino domenica, però parliamoci chiaro, io credo che nessuno si sarebbe aspettato a fine marzo di andare a Trissino con un punto di vantaggio in testa alla classifica. L'avevamo detto tutti, il traguardo originario era stare al secondo posto in regular season, potersi giocare il primo a fine stagione con 3 giornate dal termine, credo che sia comunque già un traguardo importante. Ma sì, finora abbiamo fatto un'ottima stagione, con degli alti e bassi, ma all'interno degli alti e bassi abbiamo sempre fatto risultato, quindi è una cosa importante. Trissino sicuramente è una squadra che è più attrezzata per la classifica alta, tanti anni che vince, è abituata. Noi abbiamo fatto finora un ottimo campionato, scozzandoci con il Valdagno, Viareggio, Lodi e tutte le altre squadre. Sono contento, però abbiamo ancora 3 partite, dobbiamo onorare e cercare di fare ancora più punti possibili.